Siamo qui con Tiziana Basso, segretaria della CGIL del Veneto, per un commento sui risultati dei referendum, nello specifico i 4 referendum che riguardavano la materia del lavoro promossi proprio dalla CGIL. Tiziana, come valutate questo esito? Ve l'aspettavate? Allora io non nascondo che c'è un po' di delusione perché chiaramente puntavamo al quorum, quindi quello non è stato raggiunto, quindi di conseguenza sicuramente c'è un po' di delusione. Però la valutazione è che quasi 1 milione di veneti sono andati a votare, quindi si sono mossi da casa e hanno espresso il loro voto. Questo punto ci fa ben sperare perché tutto il lavoro che è stato fatto nei territori, nei mercati, nelle aziende, con assemblee pubbliche, con le relazioni con le associazioni, ha comunque mosso un po' il tema e riportato al centro della discussione il lavoro. Chiaro che l'esito non è quello che auspicavamo, però dobbiamo ripartire da qua, dal fatto che comunque noi abbiamo 400.000 iscritti, insomma abbiamo quasi 1 milione di votanti, questo vuol dire che molte persone hanno colto il nostro messaggio. Chi è andato a votare per quanto riguarda i referendum che aveste promosso voi ha votato l'80% sì. Il quinto quesito, quello sulla cittadinanza, in realtà ha avuto percentuali di sì molto basse, il 60%, il che vuol dire che insomma un 30-40% di persone, anche poi se si vuole fare una valutazione politica aderenti al centro-sinistra, ha votato no per accorciare i tempi per la richiesta e l'ottenimento della cittadinanza. Beh, sono girate molte fake news, il tema che si regalava la cittadinanza quando in realtà i requisiti, che sono anche molto stringenti, quelli di avere un reddito, di avere la residenza, di sapere l'italiano, di pagare le tasse, di non avere pendenze penali, neanche segnalazioni, rimanevano. Quindi si diceva solo accorciamo quel tempo che oggi non è di 10 anni ma è di 13 perché poi ci sono i 36 mesi per le procedure burocratiche. Forse non è stato colto, però bisogna anche in qualche modo capire come mai appunto una parte importante ha detto no e qual è il sentire delle persone, interrogarsi in questo senso. Io penso sia utile nell'analisi del voto fare anche questa riflessione. Si è detto in queste ore che bisogna abbassare il tetto del quorum, aumentare il tetto del quorum, ma il referendum non è forse uno strumento che viene utilizzato in maniera non corretta poi per delle vere e proprie riforme? Non bisognerebbe fare un altro percorso? Però se il Parlamento questo percorso non lo fa, lo strumento democratico che resta in mano ai cittadini è il referendum. Ho sentito anch'io di queste varie, no, aumentiamo le firme, riduciamo il quorum, aumentiamo il quorum, eccetera. Io credo che bisogna mantenere questo strumento, che bisogna ricordare che il 2 giugno, insomma, la nostra Repubblica è nata da un referendum, quindi è un punto importante della nostra storia democratica. È Forse si può anche valutare, si possono valutare anche delle modifiche, ma non bisogna assolutamente disperdere questo strumento democratico. Il Veneto delle percentuali di partecipazione al voto molto basse rispetto al resto d'Italia, non ha raggiunto i livelli magari di Bolzano con il 15% solo dei votanti, ma comunque insomma un 26%. Questo dato come lo valutate? Allora, lo valutiamo per quella che è la nostra realtà. La nostra realtà ha visto come dappertutto una grande differenza tra il voto nelle città e il voto nelle periferie e questo interroga, perché chiaramente questi quesiti erano destinati soprattutto alle persone che stanno meno bene, quindi ci interroga se siamo riusciti a far passare il messaggio alle persone che ne avevano più bisogno. E noi siamo molta periferia, ecco, siamo molto un territorio che ha una dimensione anche comunale molto piccola, abbiamo tantissimi comuni sotto i 10.000 abitanti e forse appunto questo ha un po' pesato sull'esito finale a differenza di altre regioni dove insomma i capoluoghi pesano molto rispetto al territorio più diffuso, insomma. Poi appunto sicuramente c'è anche un tema di cultura anche nostra, quindi su cui bisogna continuare a lavorare dal mio punto di vista. È però secondo me molto importante il lavoro che abbiamo fatto, diffusissimo, cioè proprio capillare, per parlare e ascoltare
le persone. Secondo me questo è uno dei patrimoni più importanti che ci lascia questa esperienza referendaria, che non è per noi ordinaria, ma quel grandissimo lavoro che abbiamo fatto casa per casa, quartiere per quartiere, a parlare con la gente, resta per noi un tema importante anche rispetto alle cose che dobbiamo fare. Questa astensione è stata un po' la strada per utilizzare il voto ai referendum come test politico? Ma diciamo che non era sicuramente la nostra intenzione, qualche partito ha pensato anche a questo, per noi invece era un tema di merito, 4 quesiti, 4 temi, 4 leggi da modificare, quindi per noi questo era l'obiettivo vero e proprio di questo referendum e che appunto nell'ultimo periodo un po' per l'assenza di discussione sul merito. Io non sono riuscita a fare un confronto con uno che la pensava in maniera diversa da me e quindi non c'è stato un confronto sul merito, ma c'è stata poi appunto uno spostamento sul piano strettamente politico invece di temi che sono molto molto concreti. Ora ripartite da che punto? Perché il lavoro al centro c'è anche un dato, questo è un dato oggettivo, dell'osservatorio sugli infortuni sul lavoro in Veneto che è passato, chiamiamolo così, ha fatto un salto di categoria, non certo in una categoria per numero di morti sul lavoro. Sì, è pesantissimo il dato veneto, abbiamo 26 morti nei primi 4 mesi, sappiamo poi cosa è successo a maggio con la perdita della vita di una ragazza 17enne, ma l'ultimo a Treviso, infortunio mortale, e quindi questo è un punto fondamentale. Tra l'altro è un punto che abbiamo rilevato che avviene soprattutto negli appalti. Abbiamo un esempio eclatante che è quello di Mattia Battistetti, in cui vediamo al processo che ci sono 7 soggetti diversi e quindi noi vogliamo puntare anche attraverso gli altri strumenti che sono quelli della contrattazione e della mobilitazione a tenere al centro questo tema. Non possiamo rassegnarci a dati così pesanti. Tra l'altro non ci sono solo i morti, ma anche gli infortuni gravi che aumentano e le malattie professionali. Quindi noi dobbiamo provare a partire dalle istituzioni pubbliche, dalla regione ai comuni, a chiedere dei protocolli sugli appalti che rispettino questo tema della salute e sicurezza, che oggi molto spesso è visto solo come un costo e non come una priorità. Lei faceva riferimento alla Regione Veneto, a settembre, ottobre, novembre, insomma si andrà al voto con l'area politica che afferisce poi anche al vostro pensiero. Proprio dal risultato del referendum, che dialogo intendete avviare? Cioè volete inserire dei punti specifici nel programma poi elettorale del centrosinistra? Beh, noi faremo delle proposte a tutte le parti politiche, chiaramente. Noi proporremmo i nostri temi, le nostre priorità a tutte le parti politiche. Speriamo appunto che ci sia, e siamo sicuri che ci sarà maggiore attenzione da parte di una parte politica, però chiaramente noi li porremo a tutti, a partire dal tema della precarietà, perché anche nella nostra regione questo tema è un tema forte. Dobbiamo migliorare la condizione delle lavoratrici e lavoratori, per esempio nel settore del turismo, dove c'è una frammentazione estrema, negli appalti dobbiamo migliorare appunto il tema della salute e sicurezza e aumentare i salari. Anche la contrattazione di secondo livello, che è frenata anche in questa regione. I grandi profitti che sono stati fatti dalle aziende dal 2020 in poi, anche in Veneto, abbiamo fatto degli studi su questa cosa, non sono poi stati ridistribuiti alle lavoratrici e ai lavoratori, e il fatto che ci siano 450.000 persone in Veneto che guadagnano meno di 11.000 euro penso sia significativo, quindi dobbiamo puntare su questi temi guardando al lavoro, poi ce ne sono tanti altri, dalla salute e in particolar modo alla sanità veneta, ma anche al tema dell'ambiente che anche nella nostra regione è molto insomma sotto stress, mettiamolo così, per questo tema, penso ai FAS, ma potremmo fare anche molti altri esempi. Abbiamo molte cose da chiedere alla futura giunta. A proposito di ambiente, c'è lo spauracchio che se non ci sono delle modifiche a ottobre 1 milione
e più di auto Euro 5 saranno costrette a stare ferme in Veneto proprio per una questione ambientale, solo che si tratta di veicoli che per lo più appartengono a categorie che non si possono permettere un rinnovamento del parco auto. Sì, dobbiamo trovare delle misure che tengono assieme questi due temi, la sostenibilità sociale e anche la sostenibilità ambientale. In altre regioni, ma anche in Veneto in passato è stato fatto, sono state fatte delle scelte di incentivare, quindi di aiutare anche economicamente chi voleva fare questo tipo di cambio, perché chiaramente il tema ambientale si sta aggravando nella nostra regione e quindi dobbiamo trovare delle soluzioni. D'altra parte non si arriva a fine mese, quindi cioè, voglio dire, le due cose fanno fatica a stare insieme. Quindi dobbiamo trovare delle strade e anche, diciamo, il pubblico deve fare qualcosa per aiutare e cambiare questa situazione. Gliel'avevo già fatta questa domanda, i quesiti referendari volevano abolire porzioni di quello che è il Jobs Act, che è una riforma del centrosinistra. È cambiato il mondo del lavoro, è cambiato il modo di concepire da parte vostra questo che un tempo insomma poteva essere una riforma condivisa perché il Jobs Act oggi non va più bene. Forse anche questo ha un po' condizionato il voto? Beh, noi avevamo fatto sciopero, quindi voglio dire, non ci sono dubbi che la nostra opinione non è cambiata. Avevamo fatto sciopero assieme alla UIL e abbiamo portato avanti, tra l'altro, all'interno di tutta una serie di contratti, quando c'era un passaggio da un'azienda all'altra, che i lavoratori mantenessero quel diritto. Noi pensiamo che quella differenza di trattamento tra lavoratrici e lavoratori nello stesso luogo di lavoro, perché uno è stato assunto prima e uno è stato assunto dopo, sia sbagliata, continuiamo a pensarlo. Con la contrattazione abbiamo fatto appunto, come dicevo, alcuni passaggi, però a fronte di una legge complicato, perché l'azienda opera in forza di legge, è dentro alle sue legittime e quindi per questo pensavamo e lo pensiamo ancora che sia una legge da modificare, anche perché i dati ci dicono che quella norma che doveva aiutare tutta una serie di inserimenti in realtà non ha portato a quel salto così importante di stabilizzazioni che erano attese e quindi a 10 anni di distanza, non essendo riusciti né in Parlamento né con la contrattazione a modificare, l'unica strada che avevamo era quella del referendum, che non è come per il sindacato una strada ordinaria, ma abbiamo pensato che fosse giusto percorrerla. La parola contrattazione è un po', no, la chiave di volta di tutta la riorganizzazione del lavoro. Forse la contrattazione in qualche modo di secondo livello dovrebbe essere, se non dico un obbligo, ma un passaggio necessario, perché altrimenti sì, tutto viene lasciato alla buona volontà degli imprenditori. Sì, noi abbiamo un problema importante rispetto alle grandi transizioni che stiamo vivendo, che sono quelle appunto ecologiche, energetiche, della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale. Abbiamo la necessità di fare questa contrattazione perché i lavoratori devono poter mettere a disposizione, perché questo è la loro intelligenza in questi cambiamenti, non li possono subire, perché altrimenti vivono solo male, avremo anche poi di fatto perde di posti di lavoro e questo non è assolutamente accettabile. Quindi pensiamo sia proprio necessario che ci sia un ruolo e un confronto vero all'interno delle aziende per gestire queste transizioni. A oggi facciamo la contrattazione di secondo livello circa sul 30% delle aziende. È vero che nel nostro territorio la media di dipendenti aziendali è bassa, quindi è complicato. Abbiamo però delle buone esperienze di contrattazione territoriale a partire dall'artigianato, ma non solo, che dal mio punto di vista sono da ampliare. Dove non si riesce a farlo azienda per azienda, dobbiamo guardare magari ai distretti, ai territori per provare a dare risposte a tutte le lavoratrici e lavoratori. Sulla base invece degli esiti del quinto quesito, che è stato non presentato direttamente da voi, ma appoggiato, che tipo di proposte vi sentite di presentare? Perché indubbiamente, insomma, va riformulato in un'altra maniera. Dal voto è arrivato questo messaggio chiaro e netto. Sì, diciamo che è arrivato un dato di diversa appoggio. Io credo che però bisogna continuare a parlare con le persone e a spiegare quello che è servito anche a me
in questo percorso è stato il confronto con tantissime lavoratrici e lavoratori migranti che sono qui da molti anni, che lavorano e che vivono la difficoltà, per esempio, di avere un figlio che va all'università, che non può fare l'Erasmus molto praticamente, piuttosto che alle superiori non può andare in gita all'estero. Questi sono degli esempi che possono essere banali, ma in realtà chi le vive con una grande sofferenza. E poi ci sono tantissimi altri temi, quindi io credo che veramente le persone, no, quando si va a fare le assemblee, io l'ho molto vista questa cosa, fare le assemblee nei luoghi di lavoro, questa cosa usciva, no? I dubbi, le perplessità legittime, e però era sempre un'altra persona diversa da quella che era a fianco nel posto di lavoro. Non stavano parlando, ti specificavano, sto parlando di lui, però invece in realtà stavano proprio parlando di quel lavoratore al loro fianco. Quindi io credo che bisogna informare e bisogna lavorare soprattutto sui temi dell'integrazione e sui temi di sicuramente compatibilità, no? Perché voglio dire il tema, ma noi oggi abbiamo tantissime persone che sono qua, che sono lasciate là ad aspettare un esito di una richiesta senza che possano entrare. Abbiamo qualche progetto, pochi, ma quei progetti funzionano molto bene, le persone si integrano, abbiamo tutto un tema da collegare che è l'abitare, perché non è che si può fare una cosa senza l'altra, ma le stesse aziende ci dicono che hanno bisogno di lavoratori e di lavoratrici, quindi bisogna trovare la giusta strada per l'integrazione e per anche una giusta solidarietà.